Questa nuova puntata si svolge a Mariano del Friuli e in particolare in località Corona. Mi trovo oggi presso la tenuta Luisa, una delle più antiche aziende friulane. Risale infatti al 1927. Dagli anni '80 si è dedicata esclusivamente alla produzione di vino con ottimi risultati, naturalmente grazie alla passione dedicata a questo lavoro e alla zona che offre vini ottimi. Siamo nella zona DOC Isonzo, in particolare nella zona Rive Alte. Conosceremo nel corso della puntata ancora più approfonditamente questa azienda, ma ora andremo in cucina dove il Banqueting e Catering Assaporando ci presenterà ottime ricette e un allestimento davvero speciale. Con Luca Pascoletti, chef del Banqueting Assaporando, mi trovo davanti ad alcuni semplici ma ottimi ingredienti per la preparazione di... del Toccinbraida. Un piatto tipico della zona carnica. Esatto. Che si fa con... Utilizzeremo della farina di polenta gialla, un mezzo bicchiere di latte e dell'acqua bollente. E poi abbiamo della salsiccia, del burro. Del burro, e questo qua per creare una fonduta di formaggi con del formaggio stravecchio, del formaggio 6 mesi e della crema di latte. E allora via con la preparazione. Adesso cominciamo con la preparazione della polenta. Qui ci mettiamo un cucchiaio di sale grosso, mezzo bicchiere di latte. Adesso delicatamente cominciamo a girare la frusta all'interno dell'acqua. Adesso aggiungiamo la farina di polenta a pioggia, in modo... Stemperando bene in modo che non si creino dei grumi. Quindi spostiamo la polenta, passo a Luca una casseruola. Perfetto. In modo che si possa iniziare con la preparazione della fonduta. Nel frattempo copriamo la polenta. Ti passo La crema di latte. crema di latte. Andremo a versare circa un 250 grammi di crema di latte. Sì. Adesso andremo ad aggiungere i formaggi. I formaggi. Prima abbiamo lo stravecchio. Formaggio stravecchio, che andremo ad adagiare È un montasio. piano piano, sì, montasio stravecchio, e questo è un montasio 6 mesi. Perfetto. Con la frusta si stempera il tutto e lo si fa cuocere. Per una decina di minuti, fino a quando il formaggio non si scioglie e riesce a Si creare raddensa un po'. una densità adatta. Poi un'altra padella per far saltare la salsiccia. Adesso daremo una scottata alla salsiccetta affumicata. Ricordiamoci di usare il tegamino che sia ben caldo e diamo una rapida scottata. La salsiccia si è brustolita nel giusto modo e intanto Luca ha preparato... Abbiamo messo una noccina di burro, attendiamo che il burro prenda una colorazione nocciola. Adesso aggiungiamo la farina di polenta, mentre il burro sta leggermente soffriggendo. E quindi si crea la cosiddetta morchia. Una volta che il burro è diventato nocciola, potremo andare ad assemblare il nostro piatto. Dunque Luca, abbiamo il nostro piatto. E incominciamo. Prendiamo la nostra polenta. Ecco, questa è una rivisitazione del Banqueting Assaporando della tradizionale ricetta del Toccinbraida, che di solito viene fatta con la ricotta affumicata. Allora, abbiamo il nostro letto, Letto di polenta. Adesso mettiamo un cucchiaio della nostra fonduta, sì, dei nostri formaggi. Adesso ci mettiamo sopra 3 pezzettini di pezzettini di salsiccia. salsiccia. Per finire, E per concludere mettiamoci un giro di morchia. questa morchia. E bravo Luca. Grazie, e il piatto è pronto. Il secondo piatto realizzato da Luca lo vedremo direttamente nella bellissima sala della tenuta Luisa, che quest'oggi ci ha aperto la propria cucina proprio per accogliere il Banqueting Assaporando. Conosciamo ora Simona Giacomini, titolare di Assaporando. E ci troviamo davanti a una meravigliosa tavola apparecchiata e creata da Simona, con un gusto davvero eccezionale, devo dire, perché si distingue per l'originalità e per la ricercatezza dei particolari, com'è abitudine del Banqueting Assaporando. Grazie. Il banqueting che cos'ha in più rispetto al catering?
Allora, cosa di più? Ha tanto di più. Il catering è il cibo, quello che è la preparazione giustamente del cibo, quindi creare i piatti, fare degli ottimi piatti, creare degli ottimi menù. Il banqueting è molto di più, appunto creare queste scenografie, quindi tutto quello che è l'allestimento, gli addobbi floreali, creare un'atmosfera che può essere per un matrimonio, un evento speciale, una cena aziendale, un battesimo, per rendere gli ospiti felici e contenti e l'evento indimenticabile. Le vostre ricette a che cosa si rifanno principalmente? Sicuramente al territorio, quindi tutto quello che è il Friuli. Bene, quindi anche ricette tradizionali però con una rivisitazione. Sì, assolutamente, perché le ricette friulane sono un po' povere ma comunque interessanti e quindi rivisitandoli diventano ancora più interessanti. Vediamo la seconda ricetta di cui parlavo in cucina. Spiegacela un po', Simona. Questa è una ricetta molto interessante ma non proprio tipica. Comunque abbiamo un salmone norvegese che viene semplicemente stufato, scottato, su un tortino di asparagi verdi con sopra degli spaghetti di asparagi di Tavagnacco, quindi tipico friulano, una taccola di pomodoro con una crema di mascarpone e una foglia di croccante di pomodoro. L'organizzazione e gli allestimenti di Assaporando vengono gestiti unicamente da te? No, sarebbe impossibile. Io ho un socio che si chiama Stefano, che è insostituibile e si occupa soprattutto in prevalenza, diciamo, della logistica, però noi facciamo tutto, nel senso i due titolari, appunto io e Stefano, ci occupiamo un po' di tutto. E poi abbiamo dei collaboratori veramente validi. Abbiamo l'Alessandra, che si può dire il nostro braccio destro, che è una ragazza stupenda che è con noi dall'inizio ed è veramente molto brava perché è capace di portare avanti un evento, un matrimonio o qualsiasi evento che sia da sola, quindi gli abbiamo insegnato bene il mestiere. E poi abbiamo dei collaboratori esterni che vengono ad aiutarci ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, quindi da camerieri o da cuochi che ormai sanno come lavoriamo e quindi ci danno tantissimo aiuto. E poi una ragazza che per me, due ragazze, devo essere sincera, che per me sono anche loro insostituibili, che mi aiutano per quello che è la creazione, quindi dai fiori e di tutto quello che è la grafica, i menù, i tableau, e sono Michela e Laura. Anche perché voi gestite dei catering e banqueting per molte persone, fino a che numero arrivate? A me piace sempre raccontare un piccolo aneddoto, che possiamo fare catering per 2 persone a 2000-3000 persone. Però è notizia proprio recente il raggiungimento da parte di Assaporando di un riconoscimento davvero lodevole e importante. Sì, molto. Penso che tu intenda Firenze, ovvero un premio che danno appunto ai migliori catering in Italia e si chiama appunto King of Catering. Siamo stati premiati tra i 4 catering migliori in Italia. Però, ecco, e quanti erano i partecipanti? I partecipanti erano circa un centinaio, da tutta Italia appunto, e i finalisti erano 12 e alla fine solo 4, fra cui appunto noi e altri 3 catering, uno siciliano, uno di Varese, uno di Milano, ma catering veramente importanti, in realtà grossissime. Mi sembrava proprio di essere Davide e Golia, non so come spiegare. E ci siamo scontrati in una Firenze bellissima, al Four Seasons appunto di Firenze, abbiamo fatto l'ultimo rush finale e siamo stati appunto premiati per questo evento. Ecco che anche per il Friuli è un fiore all'occhiello. Infatti io ho cercato e ho portato tanta territorialità, portando piatti tipici friulani e sono stati molto apprezzati e quella sera soprattutto il fiore all'occhiello, come hai detto tu, è stato il Tocin Braide. Il consiglio per l'abbinamento al vino naturalmente spetta al padrone di casa. Abbiamo Davide e Luisa perché ci possa proporre il meglio. Benvenuti nella famiglia Luisa
e vi volevo presentare due vini, uno bianco e uno rosso. Il bianco è il Desiderium, che è il fiore all'occhiello della nostra famiglia, è studiato da me e mio fratello un paio d'anni fa. E poi come rossi abbiamo scelto un Cabernet Franc, perché tra i rossi è sicuramente quello che rappresenta maggiormente il nostro territorio. Il Desiderium è un uvaggio, è un vino fatto con 3 tipi di uve, tra cui la base è lo Chardonnay, che fermenta in piccole botti di rovere, e poi l'altro 50% è costituito da un po' di Sauvignon e un po' di Friulano, che fermenta in acciaio. Il Desiderium, tra l'altro sulla guida del Gambero Rosso del 2012, è stato premiato con i 3 bicchieri, che è il massimo punteggio, il massimo riconoscimento che possa ottenere un vino, diciamo, in Italia. Complimenti. Grazie. E lo abbiniamo quindi? Ecco, e questo qui l'ho scelto anche perché sicuramente si abbina molto bene al piatto con il salmone e gli asparagi. Mentre il Cabernet Franc è stato scelto perché è uno dei rossi che ci rappresenta nel modo migliore. Il nostro paesino Corona è sempre stato riconosciuto per l'importanza del Cabernet Franc, e lo vedo che si abbina molto bene con il piatto che ci è stato proposto con il Tocin Braide, se non sbaglio, giusto? Esatto, esatto. Ma questa azienda così bella, veramente, che avete curato in ogni particolare, ha quanti ettari di estensione? Ma attualmente abbiamo quasi 90 ettari di vigna. Voglio ricordare una cosa importante: la nostra è un'azienda agricola, quindi tutti i vini che noi produciamo provengono da uve nostre. La nostra è una famiglia, è a 360 gradi, è curata proprio da noi, da me, che sono l'agronomo e mi occupo della produzione nei vigneti. Mio fratello Michele invece è l'enologo e quindi segue tutte le lavorazioni che si fanno in cantina, e poi abbiamo in ufficio c'è Federica, che è mia cognata, è molto brava e si occupa un po' dell'amministrazione assieme al papà, alla mamma e poi anche a tutti i nostri collaboratori. Siamo giunti in conclusione di questa puntata. Io ringrazio Davide Luisa, che ci ha accolto nella sua bellissima azienda, dove il Banqueting Assaporando ha potuto esprimere al meglio le sue qualità e potenzialità. Quindi è d'obbligo un brindisi con un ottimo Sauvignon. Sì, Davide Luisa, Simona Giacomini. Se volete rivedere questa puntata vi potrete collegare la settimana prossima, lunedì alle ore 12 o venerdì alle 13:45, e a breve anche su YouTube.